sarò ancora abbastanza rapido come sono stato prima. Allora, ripeto su 2 o 3 sollecitazioni delle domande. Parto da questa ultima con cui ho concluso la testa, e cioè il fatto della compartecipazione. È uno dei temi caldi della questione legata appunto ai servizi, in particolare ai servizi sociali, dove sappiamo che lì il Veneto, ma credo tutta Italia, ancora non ha definito i livelli essenziali di assistenza sociale, per cui non sono esigibili. E questo è un punto critico, perché voi sapete che la legge 328 del 2000, ormai ha 14 anni, era stato un grande traguardo, raggiunto trasversalmente, insomma anche salutato come una grande innovazione rispetto alla legge vecchia precedente del 1890, però da lì ci si è fermati, non si è arrivati a definire i livelli essenziali di assistenza sociale. E questo crea delle disparità, crea delle discrezionalità tra i cittadini. Questo è un punto critico. Allora, la compartecipazione, io sono d'accordo con quanto dice il collega Padrini, che chi se lo può permettere è giusto che lo faccia per ragioni di equità, ma la selettività non può essere in accesso, deve essere in uscita del servizio, perché se no rischiamo di creare delle distorsioni, cioè uno si presenta, guarda se hai la carta di credito sicuro, se no deve essere in uscita, quindi il sistema deve adeguarsi, a mio avviso, con questa logica, altrimenti appunto corriamo dei rischi molto grossi. Tornando alle domande e alle sollecitazioni, è chiaro che il distretto è il motore dei servizi territoriali ed è interno, e io concordo, io ho fatto per 10 anni il presidente della conferenza dei sindaci del Lusso Tredici Milano Dolo, e sono convinto che questa realtà di interazione di rete territoriale deve funzionare. La nuova figura che è stata prevista chiaramente non ha solo valore burocratico, ha un valore importante nel sistema dei servizi territoriali. Come pure il tema della prevenzione, lei citava prima le percentuali, mi permetto di precisarle. I nuovi standard di ripartizione delle risorse nei servizi sociosanitari in generale, fatto 100, dovrebbero dare il 5% alla prevenzione, il 44% ai servizi ospedalieri, il 51% ai servizi territoriali. Adesso siamo molto lontani da questi numeri. La prevenzione quando va bene è il 2,5%, quando va bene. Quindi ci si deve adeguare progressivamente a questi parametri se vogliamo che poi alla fine i conti, i termini di qualità di salute tornino. Smembramento, non smembramento delle URSS, eccetera. È chiaro che questa realtà in particolare della 14 ne ha viste di tutti i colori nella sua storia, e quindi non è pensabile che si vada ancora una volta a separare territori rispetto a come è oggi la realtà. Se si deve fare un'aggregazione, è chiaro che deve essere complessiva e non a pezzi. E è interessante anche quanto diceva Red prima, il criterio metropolitano di gestione dei servizi. Insomma, ormai questa è una realtà che ci sta arrivando sempre più di prepotenza e ci dobbiamo attrezzare, chissà che un po' alla volta insomma prenda piede anche questo tipo di ente, chiamiamolo sovraordinato di area vasta. Ma è chiaro che non può essere la logica del potere a comandare, deve essere la logica del servizio. Il nostro si chiama ancora, speriamo che continui a essere, un servizio sanitario nazionale, e quindi con questo criterio credo che dobbiamo affrontare proposte come quelle che sono sul tavolo adesso in maniera oggettiva. E vi dico una cosa, quando abbiamo cominciato il ragionamento sul piano sociosanitario 2010-2011 abbiamo posto subito il tema, cioè vogliamo lasciare tutto com'è e pensare al piano, oppure partiamo con il ragionamento dei servizi, della geografia del territorio delle usi. Ci è stato detto no, perché andrebbe a scombussolare e ci allungherebbe troppo il tempo, è urgente fare il piano. Bene, adesso il piano c'è, concordo con quanto Danilo ha detto prima, non possiamo accavallare una cosa sull'altra, il cittadino non capisce più nulla, soprattutto gli operatori non capiscono più che riferimenti possono avere. Dicendo anche che al cittadino che ci siano 10, 20, 30 US alla fine non interessa dal punto di vista
pratico, perché è importante che ci siano i servizi. Quindi, se ci sono ottimizzazioni, noi siamo i primi a dire facciamo un ragionamento, aspettiamo prima di applicare il piano e poi riadeguiamo. Finisco dicendo che per quanto riguarda gli extravea, era un altro accenno che veniva fatto, voi sapete che c'erano fino all'anno scorso 120 milioni di euro che venivano impegnati per i cosiddetti servizi che non sono livelli di assistenza. La necessità di recuperare questi 120 milioni dentro al fondo sanitario fa scattare il sistema delle impegnative di domiciliarietà. È una specie di stratagemma per far sì che quei soldi siano garantiti. Purtroppo è successo a fine anno che divergenze, diversi all'interno della Giunta non abbiano ancora fatto partire questo meccanismo. Si parlava di un rinvio di un altro anno per renderlo appunto in maniera più corretta. Noi siamo stati i primi a dire che il criterio, il concetto poteva andare bene, ma l'applicazione non funzionava. Ecco, siamo ancora in questa incertezza purtroppo, oltre al fatto che non c'era delibera del riparto del fondo non autosufficienza del 2013, per cui gli operatori e i servizi territoriali non sanno come attribuire la spesa e a chi assegnare le risorse, con che criteri. Purtroppo questo è un dramma, che è una responsabilità politica molto chiara che è tutta della Giunta. Questo non è una presa di posizione così gratuita, ma proprio è una realtà, quindi ci dispiace che sia successo, ci auguriamo che il 2014 appena iniziato veda sistemare questi nodi che sono vitali per la salute dei cittadini.